Se prima avevamo, diciamo così, quasi la certezza che questi tagli avrebbero avuto dei riflessi pesantissimi, basta pensare insomma, che il territorio triestino e goriziano, quindi cosiddetto giuliano, pur rappresentando solo un terzo della popolazione, subisce il metà dei tagli, 50 milioni di euro su 100 milioni complessivi, adesso ne abbiamo la certezza. La conferma arriva dall'audizione in commissione comunale dei dirigenti sanitari di Trieste. I tagli della regione prospettano un quadro allarmante e chiamarli riduzione di finanziamento anziché tagli, come ha fatto in aula il direttore dell'azienda sanitaria del Liquadri, attirandosi le critiche sia dei 5 Stelle che di Forza Italia, non cambia la sostanza del problema. Dati alla mano, i servizi dell'azienda sanitaria sarebbero garantiti ai livelli attuali solo per metà anno. L'azienda sanitaria, per emissione del suo stesso direttore, dice che di fronte a questi tagli possono garantire i servizi, il sistema funzionerà benissimo fino a giugno e da giugno in poi, se non interverranno ulteriori integrazioni, si garantiranno solo i servizi più urgenti, più immediati. Quindi sanità pubblica per tutti, ce la salutiamo. Nei guai anche l'azienda ospedaliera che con 14 milioni in meno si troverà di fronte a obiettive difficoltà di spesa per garantire il mantenimento delle attività esistenti. Andranno ridotti, solo per citare alcune voci, i costi del personale, la spesa per i farmaci e i ricoveri. Ne porto anche l'esempio sempre dell'ospedale di Catinara, dell'azienda ospedaliera, dove anche qui di fronte a 14 milioni di euro di tagli, dei quali 3 milioni di euro riguardano i dispositivi medici, anche loro non potranno più garantire tutti i servizi. Tant'è vero che anche l'azienda ospedaliera sta pensando a ridurre i servizi per il periodo estivo.